Aspetta che adesso Eccola nella qua, la conversazione. nostra Ma che Sarima. bello. Che bella sorpresa che ci ha Ciao Carlo. fatto. Ciao, ciao Eh? Sarima. Ci hai Ciao. fatto proprio un bel regalo con questa Con il racconto. rivista. E sulla tua rivista poi ci è venuta ancora Ma non è un'altra una idea rivista, è un noi. ebook, no? Sì, Sì, è un ebook, è un ebook. Mm. sì, sì. Sì, sì, vai Carmen. Poi devi dire Ecco. Second Life è sempre... Racconto, se leggi il racconto, l'ho fatto per chi non conosce Second Life, Sì, sì, sì. bello, ma Lo dico guarda, per l'idea di quelli che... questa rivista è bellissima. Va bene, allora adesso te lo spiega Carmen, di un po' che c'hai intenzione di fare. Mentre io e Roxelo ammiravamo come si dice, l'ebook online, L'ebook, sì. lo commentavamo, io ho acceso il programma per il video, così noi abbiamo pensato di sfogliare il tuo ebook mentre riprendiamo questo video, capito? E Ah, commentavamo le pagine, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto delle riprese. Poi, siccome è andato perso il materiale, purtroppo per problemi miei di computer, ho perso tutte le Le foto. riprese che avevo fatto anche quando... tu, non mi dire. No, però mi ha detto Roxello che tu c'hai ancora l'installazione messa. Eccola Carmen, andiamo dentro. No, Ecco, intanto fammi prendi, vedere perché vediamola mi da è fuori, prima incuriosito. cosa. Vediamola da fuori. Allora, intanto Sarima così ce la può spiegare, così tu riprendi. Aspetta, Sarima, vediamola Sì, Spiegala, qui da spiegala. fuori. Di un po', sì. spiegala un po' Questa è così. Scampia, eh? Sì, Ecco, questa è Scampia. Tra l'altro mi hanno raccontato di Scampia che non è fatta tutta di caseggiati, ma anche dei bellissimi giardini. Sì, ma purtroppo E vedi, parlano sempre male di questi posti. esatto, Eh, e dice l'unica non ti sento più. Oddio, perché non sento più? è superiore al resto della città, per cui evidentemente se lo curassero un pochino di più emergerebbe anche questo aspetto che è importante. Ah, Poi appunto tutti quei gruppi di persone che tu hai visto che lavorano dentro Scampia fanno un lavoro veramente eccelso, sì, anche sì, sì, perché sì. recuperano a volte dei ragazzi che non vanno più a scuola perché la scuola non riesce più a tenerli, ecco, li ha praticamente espulsi e loro li recuperano attraverso queste tecniche dell'arte, dello scrivere, penso anche altre cose, anche Antonella. forse artigianato. Senti Sarima, mi Sì, sta anche venendo in mente una cosa, ma quando noi dobbiamo fare in quella settimana in cui ci sarà la poesia ai Piccirilli Napoli, ecco, sì. si potrebbe fare qualcosa con questo gruppo di Scampia, che so, che... Guarda, io oggi vado in uno studio di Milano dove fanno una piccola asta di opere che sono state offerte dagli artisti. Lì vedo uno dei promotori di questi gruppi Ah, che viene a Milano apposta. Io posso raccontarvi, adesso non so con precisione come avverrà questa cosa. certo. Aspetta che cerco una, la email che mi hanno mandato. Mm. Potrei, aspetta, me l'ha mandata proprio Antonella. Lo studio si chiama Tufano Studio 25. Oggi presentano la cooperativa Occhi Aperti Mhm. e, e non so, posso girarvi Ah, questa vedo che email? c'è scritto anche qua.
si ringrazia. No, ma Carmen voleva sapere perché si era pensato, no, di partecipare perché c'è un'altra poesia di Sì. Carmen a cui sta lavorando quell'artista Pixel Reanimator con Sì, un lavoro molto concettuale, io diciamo posso molto ben tornare in fatto. quell'occasione se volete. Ecco, noi ti invitiamo a partecipare Non con... so se tu l'hai letta, quella là, poesia Piccirilli Napoli, che dice creature che hanno perso l'innocenza se ne incontrano a migliaia da città. Che La parla, leggerò bene perché non l'ho vista ancora bene, parla la proprio di poesia. quando io dico si trovano in periferie dove la camorra è bene per sfruttare. Io mi riferisco proprio ai ragazzi di Scampia, Capito? capito? C'è Già, proprio un riferimento in quella poesia ai ragazzi di Scampia. Capito? Io già. pensavo a loro quando ho scritto queste parole. Poi Ma sono venute la pensa, mano. Sì, sì, e perciò è dico, certo, è sarebbe certo. bello magari, non so, Sì, fare sì. un'altra tua opera artistica con al centro, visto che hai molto materiale su questi ragazzi. E magari se puoi fare un'altra opera che la inseriamo concentrata proprio su questi ragazzi sarebbe bello. Mi piacerebbe. È un'altra, guarda che con questo ci ho messo un sacco di tempo. Ma Magari sai, Quella poesia lì, la fai, scusa, quella poesia lì è la... Ascoltami, quando la presentate? ma ascolta Sarima, io direi che come diciamo struttura di base puoi mantenere questa, anche magari puoi questa, cambiare, siccome hai tante foto, secondo me puoi cambiare le foto, Le foto qui interne o quelle ma di quelle Scampia? esterne, quelle di Scampia. Posso cambiare quelle esterne? Sì, Esatto, ah, magari concentrando l'attenzione sui sui ragazzi, ragazzi, bravo, proprio questo capito? volevo dire. posso guardare perché l'Antonella me ne aveva date tante, anche foto di bambini bellissime. Esatto, quindi puoi, diciamo, concentrarti sulle foto dei bambini e Sì, lasciando la struttura del cubo tale e quale, l'interno tale e quale, ma mettendo all'esterno solo foto dei bambini, mm, capito? Secondo me sarebbe fare bellissimo. un'operazione. Beh, vedo, ma quando è il giorno? Il giorno c'è tempo ancora, non ti preoccupare, devo Sì, andare a io vedere, ma mi sembra comunque mi dopo pare che è gennaio. gennaio, verso Sì, a Ah, gennaio. ancora penso in Ma tempo, sì, come no? Sì, sì, non ti per preoccupare. tempo. Da scegliere le foto più significative, diciamo, rispetto al contenuto della poesia. Delle Eh, foto sia bello interne perché che mm, esterne, sì. così si Facciamo unisce una cosa. l'arte col mi piace sociale. questo connubio arte e sociale, certo. Capito? Certo, Mm. certo. Bene, allora dai, Senti adesso Sarima, visto che sto facendo le riprese qua, parlaci un poco tu stessa di questa tua creazione all'interno qui di quello che io vedo. Sto girando le immagini torno torno, no? io sai che nei primi tempi, specialmente quando entravo in Second Life, vagabondavo un po' da una land all'altra ed ero entrata in un giardino molto particolare e bello, bellissimo, e avevo trovato questo albero dove ci si poteva sdraiare e da quell'albero vedevo tutto il giardino e giravo tutto attorno e ho fatto delle foto di alcuni prati. Poi ovviamente le ho manipolate un po' con Photoshop e sono venuti fuori questi prati un po' particolari, no? Ah, ah, E era nato un po' così questo, indipendentemente da questo, era una cosa che tenevo nel cassetto, insomma, ho e l'ho capito. risfoderata per questa occasione. Ah, ah. E, ecco, per cui vedi, anche i ricordi servono per poi operare, fare delle cose ad hoc con un tema, insomma. Certo. Ecco, lì tra l'altro vedi anche questi aquiloni nascono da un'esperienza che ho fatto nella vita reale, quella Ah di sì? giocare le parole usando i metodi che usano i semiotici, che ho sempre attuato nelle mie poesie. Se vai nel mio blog di Maria Luisa Rimani,
che è quello mlg.wordpress.com, e guardi le mie poesie, vede quante sono state usate con scomponendo la parola, ricomponendole, usando la parola con l'immagine, insomma le ho tentate un po' tutte e mi sono divertita anche qui in Second Life. Diciamo una peculiarità dell'opera è la sua interattività, per cui questi Esatto. aquiloni che volano sono molto divertenti, no? Perché qualsiasi visitatore arriva qui e cliccando, diciamo, sui cubetti, Esatto, questi cubetti colorati che vedete qui, cliccando sui cubi può far volare liberare gli aquiloni, diciamo. E quindi, diciamo, è anche un messaggio di gioia e di positività, vero Sarima? E certo, di speranza nel futuro, Certo, che certo. anche gli stessi, vedo le stesse parole che ho messo qua, nel futuro non è scritto, no? Anche quella è una loro dicitura sul muro che hanno scritto a Scampia. Futuro, speriamo di riuscire a forgiarlo noi. Certo. Eh? Che Ecco. esista per loro la parola futuro, insomma, ma come Sì. oggi la parola futuro sembra messa in forze non solo per i ragazzi di Scampia, ma per la maggior parte dei giovani in Italia, no? In Italia e forse in Europa e nel mondo, a causa di questa crisi globale. Sono del parere che se si lavora in piccolo, ognuno di noi, può dare veramente un apporto a formare questo nostro futuro. Certo, sono d'accordo. Metti non solo nelle piccole associazioni, a livello comunale, Sì, a sì. livello cittadino, a livello provinciale. Ma bisogna recuperare il senso di responsabilità, cioè ognuno di noi deve ritrovare il senso di responsabilità nei confronti proprio della collettività, capito? Nei confronti. Allora, se riusciamo a recuperare questo senso di responsabilità, forse usciremo fuori da questa crisi che ci avvolge e che avvolge l'Italia soprattutto, insomma. Cioè, Poi sai, non possiamo sperare in un futuro così roseo, così privo del male, di tutto quello che può succedere, però migliorarlo. Certo, Migliorarlo sì. sì, quello possiamo senz'altro. Eliminare il male sarà dura. Certo. Dove ci troviamo? Questa è Qui ci troviamo, diciamo, questa è la mostra che abbiamo allestito per l'Accademia di Brera, per l'Accademia di Belle Arti di Brera che ci ha ospitato 2 settimane fa. La mostra è ancora nel laboratorio. Sì, siamo nella Brera Academy Virtual Lab, dove, diciamo, i ragazzi dell'Accademia si esercitano con il professor Giampiero Moglioli. Quindi noi siamo... Sì. Hai saputo se anche loro sono venuti a visitarla? Non l'ho saputo perché lo vedo poco online, Giampiero, quindi non lo so. Però ecco... Perché anche lì è importante che i giovani certo. partecipino e capiscano certi temi. Comunque ecco, ancora l'installazione è in piedi, quindi penso che avranno, se non sono venuti, avranno tempo di visitarla e speriamo che lo facciano, ecco. Ok, dai, sono Va bene? contenta.